È deceduto questa mattina Renato Santin, sindaco in carica di Chions. Nato nel 1958 a Pordenone, Santin aveva compiuto 65 anni 2 giorni fa. Laureato in economia e commercio a Trieste, è stato apprezzato dottore commercialista e revisore contabile. Oltre ad essere stato curatore fallimentare presso il Tribunale di Pordenone, ha svolto un'intesa attività di consulenza in materia contabile, commerciale e fiscale. Dal 2013 al 2019 è stato anche membro del consiglio sindacale di Insiel, ricordato con affetto per essere stato inoltre docente di discipline aziendali all'Istituto Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento. Oltre alla stimata attività professionale, Santina ha sempre dimostrato un altissimo senso civico che l'ha portato a candidarsi, diventato primo cittadino di Chions nel 2016, un'attività amministrativa apprezzata dai cittadini della località del Friuli occidentale che hanno deciso di premiarlo riconfermandolo nell'ottobre 2021. I militari dell'esercito italiano e agenti della polizia di frontiera hanno rintracciato in località diverse, ma comunque nelle zone vicine al confine con la Slovenia, nella provincia di Trieste, complessivamente 61 migranti regolari. Si ritiene che fossero appena giunti sul territorio nazionale. I migranti sono stati individuati a piccoli gruppi tra Monrupino e San Dorigo della Valle. Si tratta quasi esclusivamente di cittadini provenienti da Afghanistan e dal Pakistan. Il gruppo più nutrito era composto da 40 persone, rintracciato a Dolina. Si trovano in Friuli Venezia Giulia, a Villesse, i circa 100 carri armati che la Svizzera avrebbe dovuto vendere alla società tedesca Rheinmetall per ricondizionarli e reimpostarli poi in Ucraina. La vicenda è da giorni al centro di un vivace dibattito in Svizzera. La vendita è stata bloccata definitivamente dal Consiglio federale elvetico a fine giugno. Un no che sancisce la tradizionale neutralità della Svizzera anche nel caso del conflitto russo-ucraino. A scoprire l'area dove è stoccato il materiale bellico, al momento non adatto all'utilizzo militare se non prima di una radicale manutenzione, è stata un'inchiesta dell'emittente elvetica RSI, che mostra in un approfondito reportage i Leopard 1 acquistati nel 2016 dalla RUAG, azienda internazionale di proprietà della Confederazione. Si tratta di mezzi vetusti di cui l'esercito italiano voleva disfarsi. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti